Oggi abbiamo presentato in prima commissione la proposta di legge 154 che istituisce il referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto. Perché ho presentato questa proposta di legge? Il motivo è che ci sono sostanziali novità rispetto a quanto è successo 2 anni fa. La prima novità è che c'è alle porte un referendum per l'autonomia, quindi siccome la mia proposta di legge prevede di accorpare queste due cose, quindi di fare un election day tra autonomia e indipendenza, verrebbe a risolversi il problema del finanziamento. Si tratta di 14 milioni di euro, siccome li spendiamo per fare il referendum sull'autonomia, accorpando quello sull'indipendenza riusciamo a fare un election day tra autonomia e indipendenza e i cittadini veneti hanno la possibilità di esprimere l'opinione sia su un argomento che sull'altro. Altri argomenti nuovi sono le risoluzioni e le mozioni che il Consiglio regionale ha approvato, mozioni che ho presentato io e che sostanzialmente dichiarano che il Consiglio regionale del Veneto ha piena autonomia nel decidere queste cose. Abbiamo dato solidarietà agli scozzesi, ai catalani, da ultimo anche alla Crimea. Abbiamo detto che questi popoli hanno il diritto di autodeterminarsi e quindi di scegliere in base alla loro indipendenza. Se lo abbiamo detto per gli altri popoli, a maggior ragione lo abbiamo detto e lo dobbiamo sostenere per il Veneto. Poi abbiamo approvato un'ulteriore soluzione che è sostanzialmente una dichiarazione di sovranità del Consiglio regionale, il quale, cito, dice: il Consiglio regionale del Veneto assume su di sé il compito di rappresentare il popolo veneto e le relative richieste di autogoverno davanti ai propri cittadini e alla comunità internazionale. Cosa significa questo? Che il Consiglio regionale ha votato questa frase dicendo che è in grado il Consiglio regionale del Veneto di rappresentare le istanze di autodeterminazione che dovessero provenire dal popolo. Di conseguenza siamo perfettamente in grado di gestire un referendum consultivo sull'indipendenza. Un'altra cosa importante da dire è questa: la Costituzione non può impedire a un popolo di esercitare il diritto ad autodeterminarsi, perché la Costituzione è proprio la manifestazione di questo diritto. Se le Costituzioni non impedissero di esercitare questo diritto, non ci sarebbe la Costituzione italiana, perché ricordiamoci che la Costituzione italiana è figlia di un referendum che è stato fatto in deroga a quanto prevedeva la Costituzione precedente, che si chiamava Statuto Albertino. Gli italiani sono stati chiamati a votare fra monarchia e repubblica il 2 giugno del 1946, quando lo Statuto Albertino prevedeva che la figura del re fosse intangibile e intoccabile. Allora quel referendum è stato fatto in deroga alla Costituzione che era vigente in quel periodo. A maggior ragione possiamo esercitare lo stesso diritto anche noi di decidere se rimanere dentro o fuori dallo Stato italiano.